Eder. Mech. Pallister. Buongiorno, caro Eder. Eccomi con le prove in mano. Avevo promesso di provare tutto il mio dire, e lo farò. Come da titolo oggi vi diamo, prova che Sebastiano alle 10:30 è già fuori dal suo laboratorio in Stingane. Non lì dentro. Ricapitoliamo la vicenda insieme. Che Sebastiano alle 8:30 aveva già finito il giro consegne coltelli. Dentro la sua auto c'è il terzo donna, amica speciale. C'è un discorso tra loro e dopo lui la lascia verso zona Gioberti, ovvero fruttivendola. Poi la donna proseguirà verso Gioberti, mentre Sebastiano, prima di tornare a casa, e sono le 9 circa, farà un salto in laboratorio, dove lascerà accesi i macchinari e caricata batterie, e ciò finì alle 10:15, massimo orario in cui lascia il posto e si dirige verso casa, e ciò lo dice, salvo poi ritrattare il dato. Questa è la dinamica reale accaduta che è provata da noi con ChatGPT. Eder, ti prego di far vedere a tutti le screen foto ottenute. Leggete bene e fatevi l'idea reale.
Allo stato, quindi, è confermato che Sebastiano abbia mentito quando ritratta il suo ritorno a casa già per le 10:30. Ha già sentito con le ricetrasmittenti quanto detto da Lily dopo la telefonata delle 8:22. Troverà Lily a casa perché lei è rientrata dopo aver gettato la spazzatura. Sono a quel punto le 10 e passa ed avverrà il litigio con chi confermava di voler andar via da casa. Lasciate Sebastiano, non è necessario più raccontare le dinamiche della lite. I medici legali hanno già parlato e lo farà la Cattaneo ancora meglio. Il dopo prevede l'attivazione dello staging e il coinvolgimento di terzi uomini per trasporto e messa in scena il giorno prima del ritrovo del cadavere. Nel frattempo, come detto, si tolgono orologio e giornali e catenina. Si metterà l'orologio rosa al polso del cadavere per identificarla meglio. Le chiavi originali non sono lasciate in borsa perché contaminate di DNA personale. Taormina ha parlato, non noi. Non sta a noi dire altro, povera Lily. Ciao. La babysitter era scomparsa nella notte tra il 24 e il 25 gennaio scorso a Milano, gettando nello sconforto amici e familiari. Durante l'interrogatorio, Pablo Heriberto González Rivas, un uomo di 48 anni accusato dell'omicidio volontario aggravato da futili motivi e dell'occultamento del cadavere della sua compagna, Joanna Natalie Quintanilla, ha confessato di averla uccisa. Nonostante ciò, l'uomo ha sostenuto che la morte della donna non fosse intenzionale, affermando che si trattava di un tragico incidente avvenuto durante un gioco erotico. González Rivas ha dichiarato: "Non volevo ucciderla, stavamo facendo un gioco erotico", cercando di spiegare le circostanze in cui è avvenuta la tragedia. Ha anche ammesso di aver nascosto il corpo della 40enne di origini salvadoregne in un borsone, sebbene abbia precisato di non averla fatta a pezzi. Questa decisione di occultare il cadavere sarebbe stata dettata dal panico, come ha raccontato durante l'interrogatorio condotto dal giudice per le indagini preliminari, Anna Calabi. L'interrogatorio è durato circa 2 ore, durante le quali González Rivas ha cercato di delineare la sua versione dei fatti. La scomparsa di Joanna Natalie Quintanilla aveva suscitato grande preoccupazione, poiché della babysitter non si avevano più notizie dalla notte tra il 24 e il 25 gennaio. Le indagini si sono presto concentrate su González Rivas, portando alla sua confessione. Il caso ha sollevato numerosi interrogativi e ha attirato l'attenzione pubblica, in attesa che la giustizia faccia il suo corso per chiarire le responsabilità dell'accaduto. La notizia circolava già da tempo tra le mura del carcere di Napoli Poggioreale, ma solo con la notifica ufficiale all'indagato VR, nato nel 1981, si è avuta la conferma definitiva. Nella giornata di ieri, i sostituti procuratori della Repubblica di Napoli, il dottor Raffaele Tufano e la dottoressa Giuliana Giuliano, hanno emesso un avviso riguardante il conferimento dell'incarico peritale, sancendo così la gravità della situazione. I tragici eventi hanno avuto inizio alla fine di novembre 2024, quando il detenuto numero atomico, nato nel 1964 e assegnato alla stanza numero 6 del reparto Salerno del carcere di Poggioreale, è stato trovato privo di sensi nella sua cella. L'incidente è avvenuto durante l'apertura delle porte per permettere ai detenuti di fare la doccia. Numero atomico è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato lesioni gravissime. Politraumi multipli, frattura della mano destra, frattura del perone destro, frattura dell'ulna sinistra, frattura dell'epifisi distale del perone sinistro. Oltre a un grave stato soporoso e cachettico, la sua prognosi è stata riservata. Secondo i sostituti procuratori della Repubblica di Napoli, queste lesioni sarebbero state inflitte dal compagno di cella di numero atomico, VR, il quale è stato sottoposto a un intenso interrogatorio il 23 dicembre 2024 presso il carcere di Poggioreale, inizialmente indagato per tortura e lesioni personali gravissime. Le accuse contro VR sono state aggravate a seguito del decesso di numero atomico. Ora,
Il 45enne è accusato di omicidio pluriaggravato. Oltre alle precedenti accuse di tortura, la difesa di VR è affidata all'avvocato avelinese Rolando Iorio, che si è recato stamattina presso il carcere di Poggioreale per discutere la strategia difensiva con il suo cliente. Iorio, che ha già difeso VR in altri procedimenti legali, si prepara per il conferimento dell'incarico peritale previsto per lunedì 10 febbraio 2025. Quando si svolgerà l'esame autoptico, VR rischia una condanna all'ergastolo, e l'esito delle indagini sarà cruciale per determinare il corso futuro del processo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.